ragazzi, buongiorno Italia, buongiorno Maria, eccetera 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 eccetera. Allora, sto velocissimo, come molti di voi avranno visto ho chiuso Facebook, di conseguenza è caduto il gruppo, la pagina e tutto quanto, proprio perché a parte, vabbè, certa gente che frequenta Facebook, e parlo di fuori dalle puntine, intendo nei gruppi di vendita piuttosto che da altre parti, mi ha fatto seriamente preoccupare di come sta andando il mondo, quindi ho detto via, almeno isoliamoci, salviamoci, diciamo, da questa malattia che non sia contagiosa, no? Di tutta sta rabbia, tutti sti dualismi, sto voler per forza rompere i coglioni sempre al prossimo per sfogarsi, eccetera eccetera. Allora ho detto togliamo, però togliendo così tu nel gruppo non hai più gli aggiornamenti, no? Tipo tu stai aspettando adesso raduno, quindi farò il video solo esclusivamente qui su YouTube, poi nei commenti ci sarà scritto l'indirizzo, ok, di dove ci troveremo in un'area camper, dovrebbe essere in riva al fiume, è un posto che hanno trovato i ragazzi, è gratuita, dovrebbe avere anche la corrente, e sotto Mantova, comunque sotto ti scrivo l'indirizzo con le coordinate, la posizione GPS, tutto quanto. Ci si troverà per il weekend dei morti, quindi sabato, domenica e lunedì, e solito discorso. Poi vabbè, io dico sempre, ognuno porta da mangiare e da bere per sé in base ai suoi consumi, e poi come fanno i cinesi ci si divide, ok? Si mette tutto in comune, della serie io mi bevo 2 bottiglie di rosso al giorno, porto 2 bottiglie, io mangio 3 kg di roba, porto 3 kg di roba, poi la metto nel banco assieme a tutto. Questa era stata una roba che io sì, che mi sarebbe piaciuta fare, però alla fine succede che c'è chi porta molto più vino del solito, c'è quello che porta la carne per tutti, eccetera eccetera. Vabbè, casomai ragazzi, chi dovesse portare più roba magari gli si dà 5 euro, tipo una volta Olfo aveva portato le grigliate e tutto quanto per tutti, cioè io ho detto raga, diamogli 2-3 soldini, insomma, giustamente. E a parte questo, a parte il lato venale economico, basta, ci si trova lì, c'è sempre nessun tipo di aspettativa, nessun programma né niente, semplicemente ci si trova, chi vuole venire viene, non serve assolutamente prenotare né niente, e basta, ciuccetti in descrizione e tutto quanto.